Un bel applauso a noi. Sente? Vabbè, allora cambiamo inizio. Iniziamo con la sigla. Iniziamo con il nostro saluto ufficiale. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti quanti, a quei da Rio e a quei davanti. Buonasera, buonasera, a quei che e a quei Barbera. Andiamo avanti, e a pazienza dei santi avanti, la mia militarità. Buonasera ai signorine, buonasera ai rondine, buonasera a chi lavora e tutti gli altri caga ancora. Buonasera ai invidiosi e di tanto veloci, buonasera al paio caro e a Capussa Bettazzaro. Andiamo avanti, e a pazienza dei santi va avanti, la mia militarità. Buonasera a tutti quanti, a quei da Rio e a quei davanti, buonasera, buonasera, a quei piedi e a quei Barbera. Buonasera allora, signori. Signori, buonasera. Come? No, se non si è capito facciamo un disegno, un facsimile, non so, uno dice buonasera e a domanda rispondi buonasera. Buonasera. Allora ripetiamo la capo signora. Signore e signori, Buonasera. Abbiamo già rotto il ghiaccio. tra poco romperemo qualche cos'altro, non so se bere. Andiamo avanti. Sembrano dipinti che sono veri. Sì. Allora, Fanno parte della carta da parati. sì, Sono delle figurine. Prendete in verità gli amici che compongono il gruppo, non lo facciamo mai. No, non lo facciamo mai. Il gruppo è un'entità unica, cioè le colonne sequerte in questo caso. Noi questa sera vogliamo presentarci singolarmente per alcuni motivi. Primo perché siamo in questo locale che è del nostro amico Maurizio, che conosciamo da parecchi anni. E poi perché ci capita di essere vicino alla nostra città che è Padova. E terzo motivo perché questa sera è il nostro 10° compleanno. Sono 10 anni che siamo insieme, celebriamo questa piccola festa. 10 anni di attività. Insieme a voi. Sì. Ecco, Chissà perché ogni sera sono 10 anni. Battono le mani in fiducia, andiamo tranquilli. Allora dicevo, mi presento amici del nuovo gruppo, ecco qua Renato Bonivento. Eccola qui, sono io. Renato, sì, Sono il più forte, Renato. il più male. Renato Bonivento, un grandissimo artista, proviene da una famiglia circense, ha lavorato al circo per molti anni, un grande artista, è nato con circhi importantissimi, Circo Tony, Circo Orfei, Circo Americano, Circo Guaso. Sì, ultimamente ha lavorato anche col circondario e il circonciso. Forte, Renato. Ti ricordi quella volta, Renato, quella volta che sei uscito sul palco dopo il numero della scimmia ammaestrata? Per Bacco, se mi ricordo. Fu una cosa strepitosa, fu un successone. Peccato che tutti quanti pensarono si trattasse del bis. Bravo, preparato. Invece alla mia destra abbiamo Roberto Soldà. Roberto Soldà. L'applauso, non ho sentito l'applauso. Avete fatto le mani, altrimenti vi viene l'artrite. Ecco, che dire di Roberto Soldà? L'eczema sulle mani. Roberto Soldà, il suo nome è già un programma, sembra quasi un campanello. Soldà! Invidioso.
Comunque, aperto gli scherzi. È un musicista, un valentissimo musicista. Grazie. Pensate che sa suonare ben 20 strumenti contemporaneamente. È vero, è vero. Ha suonato 12 anni al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Sì. Non li hanno mai aperto. Comunque vale, un artista veramente in gamba, pensate che lavora da 2 anni per la televisione. Ancora 3 rate lo pagano da tutto. Bravo, Ho presentato gli amici che compongono il gruppo. come ho presentato gli amici che compongono il gruppo? Ma scusa. Abbiamo detto presentiamo tutti, buonasera. E questa è l'ora di arrivare. Andiamo. Ci vergogniamo. Allora dicevamo. Dicevamo presentiamo tutti i componenti del gruppo e stavamo dimenticando il fulcro del gruppo. Oh sì. Anzi, il perno del Ma gruppo. no, di più, il grande perno. Il pernacchione del gruppo. Eccolo qua. Remigio Ruzzante. Cosa fai? Ah, sì, è da spiegare questa cosa. Lui fa così perché poi alla sera quando torna a casa apre il sacchetto e dice questa sera ho preso un sacco di applausi. Comunque tornando a noi dicevamo Remigio Ruzzante, sentite che è il nome altisonante. Ruzzante. Come il Beolco. Noi invece il Bifoy. Comunque tornando a noi dicevo non tutti credono che lui sia un attore così importante perché in effetti il suo aspetto fisico lascia alquanto a desiderare. Figuratevi, sì, che gli amici, dato che lui è un sacco azzurro, un sacco snello, l'hanno soprannominato Re di Puglia, osso buco. E il giorno del matrimonio, quando il prete, grazie signorina, molto gentile, lei con quella posa. Dicevamo che il giorno del matrimonio, quando il prete ha chiesto alla moglie, vuoi tu sposare chi presente, eccetera, eccetera, lei rispose tutta contenta, oh sì, sì! Ma che ossi, ma che Ma ossi? forza, non vuoi che ci sia? Ossi. Non è vero. Ha detto proprio, oh sì sì, conoscevo il suo pollo. Comunque, notate Tunzo è un attore veramente importante, un attore consumato, liso addirittura. Sì, ha iniziato la sua lunga carriera recitando nella compagnia del canile municipale. Lei signore che è un noto attore, si vede dallo sguardo a 24 pollici. Lei signore, dicevo, lui è un noto attore, ha iniziato la sua lunga carriera recitando nella compagnia del canile municipale. Inizi, sapete. Doveva farsi le ossa. Poi ha studiato, ha fatto un corso, anzi un lungo corso. Corso Garibaldi, corso Caruso. Un corso di recitazione dove ha imparato l'esatta addizione, Ah, l'addizione! la sottrazione. La divisione non l'ha ancora imparata, speriamo impari presto. Si fa perché si può. E dopo lunghi studi finalmente è approdato a Milano, Sì! nel Tempio del Teatro, Vale! con Streller. Lui faceva il rastreller. Vabbè, quindi siamo vogliati, ma sentiamo un po' vogliati, cerchiamo di fare un passetto un po' avanti, se ce la facciamo, Non vorrei chiedervi troppo. Scriviamo il testo insieme, vi va? Sì, Facciamo insieme il testo di questo testo. grazie, buonanotte signore. Ci state? È venuto e se n'è andato, non Non mi piace queste robe. Allora, di che cosa volete che parliamo? Dai, un argomento qualsiasi, noi iniziamo su quello, dai. Sentiamo da voi, forza. Facciamo un testo, anche se non viene fuori una roba molto corposa, va Un bene? testo piccolo, una Un cosa... testicolo va bene lo stesso. Per favore. Allora, Un argomento, dai, voi altri là, questo gruppetto, lei signorina, un argomento qualsiasi, cosa vi interesserebbe? Non ne frega niente, sonno, morto. sì, Qua, un argomento, neanche voi altri, non avete un argomento che vorreste dibattere? Non mi interessa Dai, niente. vai. Ho colto, dica pure. Dica pure, dica. È uscito. Proprio... l'ha detto scelto, possiamo... Era senza, il sesso. senza peli sulla lingua. Tanto per... No, Ha detto proprio... Federazione Italiana Gioco Amatori. Sì, del calcio. Allora, qua, da queste parti, voi altri un argomento, a parte il signore, d'accordo mi sembra? Voi altri? Neanche quello. Ci associamo. Sì, ho capito, ma dico, ma qualcos'altro, possiamo mica parlare di... Non è al contrario del signore, i figoni. No, guardi, se lei vuol parlare di quello, lei che è noto ornitologo è pregato. Ora stiamo buttando sul pesante. Vabbè, oltre al sesso qui... Del lavoro. C'è altro argomento da... No, non so, qualcuno che sia un po' più elevato. Politica. Oh, No, parliamo di pittura che è meglio, su. So Giannani che sto a castello di buono mangio bistecche Poi, allora, politica e sesso,
Lei? No, il roll va bene, la musica, ok. Di qua in fondo? Niente. Calcio. Basta. Calcio. Sport, va bene. Vabbè, ci pensate un pochino. È un pubblico veramente preparato. Vabbè, facciamo così, allora mettiamo queste piccole cose che vedete nel nostro pignatone, nel nostro pentolone, speriamo un po', vediamo un po' cosa Vedi qui, altrimenti che cosa prendiamo e andiamo via. Allora parliamo di questi anni 80, va bene? Di giorni parliamo nostri. di questi anni 80. Questi anni che se ne stanno andando via velocissimi, ci hanno regalato, ci regalano delle cose interessanti, belle, brutte, perché comunque fanno parte, dicevo, della nostra vita di tutti i giorni. Anni 80! La paura fa 90! Il governo va a sinistra, ma non cambiano in ministra. No. E infatti, come dice la famosa legge matematica, cambiando l'ordine dei malfattori, il risultato non cambia. La fettina va alle stelle, a noi lasciano la pelle. I mal di testa di Emilio Fede incantano lo scemo che ci crede. Sarà un morbo senza nome. Si cercano i vaccini, c'è grande confusione. Ma che sarà, la gente ormai impazzita. La polizia indaga, c'è grande confusione, ma che sarà? Il paese è sul lastrico. I soldi sono sicuri all'estero! In Italia invece ci si consola con i saldi. Si guarda una cosa pazzesca, ormai imperversa dappertutto la crisi, imperversa. I ministri sono rimasti senza portafoglio! E il governo chiede alla popolazione ulteriori sacrifici. Ancora basta, come Ma ancora basta, non lo sai, ha raddoppiato la produzione di forbici, di coltelli, di lamette vista la grande richiesta di tagli nella spesa pubblica. Dammi una lametta che mi taglio le vene, tutta arrugginita così il tetano viene. De Michelis si taglia i capelli. I tagli più vistosi si hanno nel settore della sanità. Acquistati i fussini di medicine Donut Cattin! Accumulando ben 400 buoni punti avrete diritto alla figurina wow! Che vi permetterà di avere una visita gratuita del dottor Kildare o del dottor Jekyll. E Mr. Heights. Si scrive Heights e si pronuncia AIDS. Una volta il medico chiedeva al malato dica 33. Oggi dopo i tagli dirà Dica 32! Un incidente, presto, qui ci vuole un medico. La gamba! Sono un medico. Faccio vedere. Frattura? No, grazie. Ricevuta fiscale. Stretto Coccobello! Stretto Coccobello! Sensazionale scoperta nel mondo della genetica. Si moltiplicano i parti trigemini, quadrigemini e shuttle. I bambini nascono in provetta. E perché si è istituita la banca dello sperma. Ma chi si è bevuto Giacomino? Dall'esame delle urine all'esame delle urne, siamo in piena bagarre elettorale! Italiani, alle prossime elezioni fate una croce per De Vita. Io porterò i chiodi! Il Festival Nazionale dell'Unità si tiene a pugno chiuso e il segretario del partito vi si reca col suo yacht privato. Lo yacht! Sì, il Milde Yacht. E presenta la sua nuova canzone. Cosa ne vuoi fare? Lo voglio dare in testa a chi non mi va. La produzione di automobili aumenta in modo vertiginoso. Sì, l'auto è diventata ormai una droga! Va a iniezione! San Francesco d'Assis, aiutaci tu. La benzina invece diminuisce. E anche le riserve petrolifere diminuiscono. Di male in greggio. Sì, il petrolio ormai verrà estratto a sorte. E mentre gli Emirati Arabi gli Emirati Arabi No, gli Emirati! No, Emirati Arabi giocano allo scaricabarile sport nazionale, ogni loro desiderio è saudito. Guarda, una macchia!
Grave incidente ecologico nel Golfo Persico. Una macchia. Sì. Anche i pesci vanno a super. Moby Dick. E noi stiamo qui a parlare delle nostre cose, qui facciamo un salottino, parliamo dell'Italia, andiamo a vedere oltreoceano cosa succede, andiamo a vedere. Gli americani, ragazzi, gli americani se ne fregano. Gli americani se ne fregano. E inventano un nuovo tipo di vettura. Ecco, Basta con la benzina e gli altri carburanti. basta, robe sono passate. Le nuove vetture vengono lanciate al motto di Metti un nero nel motore. l'installazione dei missili nucleari in Europa. Fate bene il peggio. La guerra atomica è ormai alle porte. Che schifo! Niente snarocci. E noi poveri europei, cosa faremo in caso di guerra? Come? Non lo sai? Accederemo diritti alle finali come paesi ospitanti, no? Che bello capisco niente. Gli americani hanno le testate nucleari. I russi hanno le testate atomiche. E noi qua in Italia che cosa abbiamo? Soltanto le testate lì. Noi non abbiamo paura della bomba. Noi non abbiamo paura della bomba atomica. È scoppiata la bomba atomica! È scoppiato il missile balistico batteriologico MS-20 pacchetto duro che porta tutte le malattie, Tutte! dall'AIDS alla Z. È scoppiato il fungo nucleare. Il fungo? Sì. Fammi un po' vedere. Guarda che roba! Che sia un porcino. Ma che porcino, è scoppiato il fungo nucleare, un ecatombe, un cataclisma, un casino, tutti morti. Guarda, nessuno si è salvato. Come nessuno si è salvato? Neanche i signori. Aspetta! C'è qualcosa che si muove laggiù! Fammi vedere. Un superstite! Sì, c'è un superstite. Sì! È Pippo Baudo! Non è Pippo Baudo. Non è Pippo Baudo. Non è Pippo Baudo. Pippo Baudo poi ultimamente si trova spesso a casa con la Katia a fare i biscotti. I biscotti? Sì, mi dice lei. Ah, sicuro! Sì, ho capito! Buonasera signori. Che poi dicevo, lei da quando si è sposata è così contenta, canta sempre dalla mattina alla sera, soprattutto da sera. Canta! L'ho detto a lei. Sapessi cosa canta? E cosa canta? Canta Pippo, tutto nel scopa! No. Sì. E lui? E lui, cosa fa? Lui, mocio. Comunque non è Pippo Baudo. Non è Pippo Baudo, no. Sono due animali, non li vedi? Due animali. Uno c'ha pure le corna. E allora è Pippo Baudo, non c'è? Lasciagli il tempo, non è Pippo Baudo. Uno, guarda, uno un toro e una mucca. Un toro, una mucca. Un toro e una mucca. Cosa faranno poveretti da soli? Un toro e una mucca. Faranno The Day After. Gravissima la crisi anche nel settore dello spettacolo. Sì, gravissima. La Rai TV festeggia i 30 anni di monarchia. Re contrastato Pippo Sabaudo, premiato recentemente con il premio Nobel per la pace. Sicuro, perché quando arriva sui schermi... A proposito, ho sentito che gli è stato affidato un nuovo premio ultimamente. Davvero? Sì, i floricoltori della Riviera Ligure hanno voluto regalare a Pippo Baudo un nuovo tipo di rosa con la promessa che la pianterà. Questa sì? è una bella Nel cosa. suo giardino? No, che la pianterà proprio. Ah. Trionfa in tutte le spiagge italiane la moda del monochini. Le tette biscottate. Guarda! Là, guarda! Cade il governo. Esprimi un desiderio. Caro governo, non so se lo sai, ma adesso il governo di Craxi, anzi dopo che sei stato qua. Chi? Craxi, il governo, dopo che è stato Craxi al governo. Chi? Craxi. Craxi? Craxi, con R, Craxi. Pancia grossa? Oddio, pancia sono busto, ma devo proprio. Occhiali? Porti perché perché io mio. Pelato? Non ha molti capelli in testa. Non ti rendi conto te? Dico, ma Ma scusa un attimo, stai parlando di Craxi?
Con la caduta del governo, ma quando vuoi che cambia il governo con Craxi, quello lì non si muove mai! Non si muove mai, non si muove Non viene mai. mosso neanche in fotografia, Craxi! No, che poi, scusa un attimo, Craxi, lui gira tutto il mondo, infatti l'hanno soprannominato anche Craxi Driver, no? E ultimamente è tornato da un viaggio negli USA, United States of America, È arrivato e da di quando, qui, sì, era un phantom, e da quando è tornato dagli USA, il signore si è già riparato all'ombrello nucleare, da quando è tornato dagli USA non si fa più chiamare Bettino Craxi, un nome così volgare, così plebeo. Sì. Si fa chiamare John. Ecco, Joe, bellissimo. John, oddio, no, non è che sia molto bene John, no. Allora, Ronald. Ma sicuro! Ronald, eccolo qui il nome, Ronald. Non ha ancora fatto la sua via cruise, no, si fa chiamare diversamente, si fa chiamare Emetino Crackers, Oh, là. un nome che riempie la bocca, Stato di superficie. e la forza di 20 braccia. Il sudore di 40 scelle. È vero, una volta i governi come li facevano? Mettevano d'accordo una fazione politica l'una con l'altra, oggi no, oggi si fa il rimpasto, Ecco la pasta matta. con la pasta avanti, così viene fuori rivenduto e corrotto. No, rivenuto e corretto, casomai. Comunque bisogna dire una cosa, non so se lo sapete, prima di Craxi in Italia c'era un buco di 9.000 miliardi! Un buco. E adesso? Adesso invece ci sono 9.000 miliardi di buchi. Quindi che è cambiato qualcosa, è vero, è vero. Anche i nostri tecnici dicevano che l'anno scorso l'Italia era veramente sull'orlo di un precipizio. Ah sì? Sì. Quest'anno invece abbiamo fatto un passo in avanti. Yeah! Stiamo scherzando naturalmente. Ma bisognerebbe fare qualcosa per questa crisi che ci sta attanagliando. Io- Bisognerebbe fare qualcosa, ma cosa Per esempio, non lo so, fare? adesso i costumi. La distribuzione dei costumi. Vogliono fare la scuola di educazione sessuale all'elementare. No. Era ora, così finalmente i nostri figli impareranno come nascono le ciccone. Oh, vabbè. E poi era di dire, non avete scusa dai cavi, i nostri bambini ne sanno ben più di noi. Certo, grazie. L'altro giorno mio figlioletto, 3 anni, viene a casa e fa alla mamma: Mamma, vorrei un fratellino per giocare, me la compri? Caro, la cicogna non me ne porta più. Perché non cambio uccello? 3 anni. Piccolo così. Una mia nipotina, Ah, quella. è la seconda settimana di corso ed è già il 7° mese. Guarda, mio cugino si è talmente applicato allo studio del sesso che ha vinto una borsa di stupro. Bravo. Per non parlare delle fiabe sexy per bambini. Ma che schifo. Abbiamo visto nelle edicole, che Pier Sera non si salva nessuno ormai, una serie completa di fiabe sexy per bambini, fiabe ignominiose, Robin Nudo, E ne ho vista una. Le avventure di Pinocchio. Alibaba e i 40 guardoni, Anzi, ma grappala. la bella mucchiata nel bosco, Il casino di cioccolata. 20.000 teghe sotto i mari. Tremenda. L'ultima, il pisello della principessa. No. Quella era la principessa sul pisello. No, sono i travestiti. Comunque il pisello c'entra sempre. Bisognerebbe fare qualcosa, io conosco un sistema per risolvere questa crisi, non lo so. Secondo me, bisognerebbe abbattere le barriere sociali. Giusto. Come fai ad abbattere le barriere sociali? Secondo me operai industriali dovrebbero andare più d'accordo. Io conosco un amico mio, industriale, capisci? Un amico mio industriale che tutte le volte che se ne va in vacanza col suo yacht porta con sé 7 operai della commissione interna. Bravo! Sì? Come ospiti? No, come ostaggi. Ah. Dovrei cominciare. Comunque, parlando dei nostri ministri, dei nostri cari ministri, non soltanto il Presidente del Consiglio Craxi gira il No, mondo, no. c'è anche qualcun altro che Certo, il ministro degli esteri. Mi succedono di tutti i colori. L'altro giorno è tornato da Israele con la testa tutta quanta fasciata. E cosa gli è successo? Sapete, là c'hanno una mania della circoncisione, l'hanno preso. Se si capisce dopo, che il signore ci è arrivato. E fra mezz'ora ci arriverà Comunque, tutto su. il nostro ministro, non l'ha capita? Ne facciamo un disegno? Dunque, allora, facciamo il replay al rallenti. Ma come si fa a fare il replay, scusa? No, allora dicevamo anche il nostro caro ministro del lavoro, degli altri, Oh, sì. Leani. Chi? Conoscete Leani? Leani. Leani. Come fa a Conosce conoscere Leani? Leani De Michelis. Ah, perché? Leani De Michelis, il ministro del lavoro, Leani, che ogni giorno ne inventa una per colore. L'altro giorno ha rilasciato alla stampa la seguente dichiarazione in perfetta lingua Ma italiana. perfetta Sì, dizione, proprio. dice, ma l'accordo con fiducia ai sindacati passerà alla storia. Poi 3.000 miliardi passerò domani. D'altronde io sono nuovo tutto ad un prezzo. E Goria? Goria, quel tesoro del ministro,
cioè quel ministro del tesoro Goria, ne pensa di tutti i colori anche lui. Il gigante buono lo chiamano. sì. Goria, pensaci tu. Gorilla. Io l'ho capito, sono come i motori diesel, bisogna che ti scaldino perché sono un po'... Goria dicevo. Goria, che camminate? No, ho fatto una dichiarazione l'altro giorno. A proposito degli interessi bancari. Sì. Dice ognuno pensi ai tassi suoi. Il tassato è tassato e quindi non se ne parla. No, Però è ora di finire. quello che ha più problemi, diciamo, quello che ha più problemi in questo momento però Sì. è Scavolini. Chi? Scavolini! No, Spadolini si chiama. Scavolini, il grosso governo italiano di puro regno macello. Vabbè, Scavolini, vabbè. sì, il ministro della difesa. Ah. Divergenza. No, è giusto, perché con l'esercito ne sono capitati robe inverosimili. Comunque ha avuto una grande idea. Sì, ha detto che finalmente, dato che le donne hanno gli stessi diritti degli uomini, avranno gli stessi Doveri. No. Diritti e doveri. doveri. Ah, doveri. Diritti e doveri. E dunque anche le donne, come gli uomini, faranno il servizio militare, altrimenti ho detto semplicemente che anche le donne, come gli uomini, faranno il servizio militare, altrimenti detto servizio di leva. Non so cosa ci sia tanto da ridere su sto fatto, non è ormai di dominio pubblico, lo dicono la radio, la televisione, lo scrivono sui giornali, di bocca in bocca. Il servizio militare. Servizio Il militare alle donne. servizio militare alle donne. Sicuro, altro che... dai, oh. Ogni sera ride, non so, poi E come cretino, li ride fa? sempre queste stesse robe. E come gli faranno fare il servizio militare alle donne? Ma sentiamo un po', secondo te cosa gli faranno fare alle donne al servizio militare? Gli faranno fare le marce, Sicuro, tanto sport, tanto footing, i polmoni, della mattina alla sera e soprattutto alla sera, altro che... alle donne il servizio militare ma cosa gli faranno fare le donne al servizio militare? Sentiamo un po' secondo te, cosa gli faranno? Gli faranno fare, ecco, le esercitazioni, gli faranno fare i tiri liberi. Tira l'uccello! Intanto gli fa il tiro al piattello col marito e a volte che io cucca. Alle donne il servizio militare questo è il fare, è grande così. È grande, sì, altro che grande. Cosa gli faranno fare a queste donne al servizio militare? Gli faranno, ecco, montare la guardia. Cioè, sia guardia che sta, oh. E le tasse? O dico io di quelle tasse. Le tasse. Una dietro l'altra. Il 1985 è stato l'anno per Sì, antonomasia. l'anno per antonomasia delle tasse, sì. Antonomasia, quella è una spia bulgara. No, è per antonomasia si dice così. Sì, è stato l'anno per delle tasse, sono Ecco, state quello applicate per- delle tasse inverosimili, Sì, sì. tasse spaventose. Terribili. Ne citiamo soltanto alcune che tutti noi abbiamo pagato, ci hanno lasciato proprio niente. Ecco, prova a Sì, dire. è stata applicata l'herpes, Quella è terribile. l'impes, l'impestato, E l'ultima, quella che è arrivata sul finire dell'85. quindi nell'85, Terribile. l'incul, dice, fatto, ce l'ho fatto, Sì, perché arriva così. non ce ne siamo nemmeno accorti. Non sono proprio... Scusate, Ma cosa fa? Dov'è Pippo? Dai, è con tutto e Peperino, lasciamolo lì. Ma chi è questo individuo? Ma guarda che c'è Stazio Sceni che fa. Stiamo parlando dei nostri governanti. Dov'è Pippo? Scusa, qualcuno conosce questo individuo perché qui altrimenti non si va avanti. Ah, bene. Scusi, lei, dicevo che lei ha una faccia da 24 pollici, Lei conosce questo individuo, è pregato di dircelo. Mai visto? Hai visto, meno male. E sì che ha un che gli assomiglia. Devo annunziare una cosa tremenda. Sì, Sì. cosa è successo? Sta uscendo una nuova tassa. Una nuova tassa. Ancora. Abbiamo già parlato delle tasse che abbiamo pagato. La tassa sulle tette. Oh, mi viene da ridere a pensare a quello che dovrà pagare Carmen Russo. Risolverà il problema dell'economia italiana. Volare! Lei non c'ha due capezzoli, no? C'ha due long playing. La tassa
tassa sulle tette. Sì, la tassa sulle tette. Ma cosa c'entra ancora? Perché? Perché fino adesso le tasse le pagava solo i coglioni. Allora, vergognosa. Grazie, abbiamo tutto. Non ha sentito nessuno. L'inflazione è alle stelle. Sì. Sono sempre milioni quelli che se ne vanno. Comunque c'è invece un risveglio nel mondo del cinema italiano. Anche noi abbiamo partecipato a modo nostro, abbiamo preso parte alla Biennale di Venezia. Se avete seguito il nostro